CISL Veneto ha lanciato anche a Venezia la raccolta di firme per sostenere la propria proposta di legge di iniziativa popolare circa la partecipazione attiva al lavoro. La nostra proposta di legge prevede che queste forme di partecipazione non si attuano per decreto o per legge, ma che vengono incentivate affinché siano l'impresa e i lavoratori con i loro rappresentanti a decidere quale forma di partecipazione e in che modalità metterla in atto. Sono 4 le modalità di partecipazione dei lavoratori indicate nella proposta di legge. La partecipazione gestionale, cioè la possibilità della presenza dei lavoratori nei consigli di amministrazione, la partecipazione finanziaria, che vuol dire partecipazione agli utili delle imprese o a detenere azioni della società, la partecipazione organizzativa, che vuol dire coinvolgere i lavoratori nelle scelte organizzative di funzionamento dell'impresa, e la partecipazione consultiva, cioè la possibilità per i lavoratori e i loro rappresentanti di essere informati e consultati anticipatamente sulle scelte strategiche che l'impresa vuole fare. Nell'occasione inoltre sono state presentate 4 buone pratiche aziendali in Veneto. Sono aziende ovviamente dove la contrattazione di secondo livello è riuscita ad essere così avanzata nel capire che i lavoratori appunto sono un valore aggiunto, tant'è vero che la campagna si chiama Aggiunge un posto al tavolo e quel posto è dedicato ai nostri lavoratori. Varie le opportunità per apporre le firme nei prossimi 6 mesi. Si può firmare in tutti i comuni. Le nostre unioni sindacali territoriali si stanno mobilitando per creare situazioni di comunicazione rispetto a questo, quindi facendo assemblee nei posti di lavoro, cogliendo l'occasione anche della stagione estiva per partecipare con dei banchetti in situazioni di feste paesane, sagre,